il nostro partito, Italia dei Valori, da alcuni mesi, da un tempo ormai abbastanza importante, ha ricominciato ad occuparsi seriamente delle problematiche di questo Paese. Abbiamo avuto tutti modo di vedere molto spesso negli ultimi tempi, soprattutto il nostro segretario in vari telegiornali nazionali e locali proporre iniziative, parlare di problematiche. Stiamo rimettendo in moto la nostra attività, cercando di far capire ai nostri concittadini in ogni regione, nel Paese, che Italia dei Valori è una forza politica importante, che propone, che si batte, che quando c'è da discutere discute, ma che arriva sempre con delle proposte serie. E anche su questa tematica, quella della sanità, quella della salute pubblica, noi abbiamo voluto organizzare questo incontro insieme a Silvana Fiore, che è stata un po' come dire, lei la conduttrice di tutto. Abbiamo voluto organizzare questo incontro proprio perché ci siamo resi conto, l'avevamo tutti anche, che il problema sanità, il problema servizio sanitario nazionale è un problema grande e che deve in qualche modo va modificato. Io introduco immediatamente il dibattito dicendo pochissime cose, ma non lo voglio dire perché credo che sia importante. Si sente ora? Sì. Allora, 35 anni e non dimostrano tutti, la legge 833 li dimostra questo. La legge 833 di riforma sanitaria che nel dicembre del 78 creò il modello pubblico e universalistico di tutela della salute, secondo il dettato dell'articolo 32 della Costituzione, oggi rimane soltanto un vago ricordo. Negli anni è andato avanti uno smantellamento strisciante ma continuo del sistema di tutela, del welfare, dell'accesso alle cure per tutti a vantaggio di ricette e terapie che fanno dell'economia e del mercato il proprio punto di riferimento, quasi che gli ospedali e i servizi sanitari, più che garanti e produttori di salute, fossero qualificati a una qualsiasi industria o fabbrica. Questa è un po' la sensazione che hanno. Soluzioni immaginate soltanto dalla tecnologia dell'austerità, di ragazza che la sanità pubblica non è più sostenibile e quindi non si può più dare tutto a tutti. Per la difesa della salute pubblica il tempo è davvero ormai scaduto. Serve un'azione forte di mobilitazione per salvare la conquista irrinunciabile della civiltà del nostro Paese. L'articolo 1 della legge 833 istituisce il Servizio Sanitario Nazionale pubblico e universalistico per tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività nel rispetto coerente dell'articolo 32 della Carta Costituzionale. Perché il diritto alla salute è un diritto forte che riconosce e promuove tutti gli altri diritti economici, sociali e civili. La riforma del 78, mutuata da quella del welfare che in Inghilterra vide la luce nel dopoguerra, grazie all'illuminato rapporto del 1942 di Lord Williams Beveridge, è madre delle battaglie democratiche per una democrazia sostanziale, emancipante, non escludente, che muove le cause delle disuguaglianze e sa nominare l'uguaglianza dei risultati e non solo quella delle opportunità, e che declina i diritti in modo plurale. In realtà è il complesso del sistema di assistenza a protezione sociale ad essere prossimo al collasso. Per le politiche sociali è stato erogato il 47% nel 2012 delle risorse rispetto al 2010, mentre la non autosufficienza non è stata nemmeno finanziata. Al pari delle politiche giovanili, il Fondo per la famiglia dimezzato lo scorso anno ha subito un ulteriore taglio di 25 milioni. E l'attuazione silenziosa dei postulati del programma del ministro Sacconi, il welfare pubblico, residuale e neoassistenzialismo caritativo e bisognosi, una frattura di stampo simile al reganiano rispetto al welfare universalistico del modello europeo. Perché dico questo? I malumori della società in parte delle istituzioni sono notevoli. Mentre l'Italia, i rappresentanti del tavolo di concertazione della Regione, il Ministero dell'Economia, si affannano alla ricerca dei sistemi migliori per reperire risorse, a sostegno di una sanità sul ruolo dell'abisso, in Europa si costruiscono reti tra cittadini.
amministratori, esperti, in nome di un nuovo ordine del sistema dei sistemi sanitari nazionali. La cui ci sia a questo momento la legge europea con la privatizzazione e la disciplinazione della sanità e del welfare, che nell'assoluto senso dei media italiani ha promosso il 7 febbraio scorso un'azione presso l'Europeana rappresentanza permanenti di alcuni paesi della UE e presso la sede della Commissione europea, seguita da una conferenza stampa e da un incontro pubblico per presentare gli effetti della crescente privatizzazione e lo smantellamento dei sistemi sanitari pubblici in Europa. È stato presentato anche un manifesto che illustra lo stato delle cose, impatto, crisi, austerity su salute e sistemi sanitari di welfare, privatizzazioni in atto, raccomandazioni da parte della società civile anche in vista delle elezioni europee. Intanto in Italia si tratta un luglio, in base alle elezioni di presidenza, e la modifica dell'articolo 5 ha contribuito notevolmente a creare disparità e competizione tra un territorio e l'altro, nella maggior parte dei casi, tranne qualche isola felice, emerge un desolante vuoto di idee, vuoto di programmi, e assieme ad una classe dirigente che a vari livelli non si deve applicare come gestire un sistema tanto complesso quanto indispensabile alla collettività del rispetto del diritto alla salute costituzionalmente garantito. Di destrutturazione del sistema ha parlato lo stesso Presidente Zingaretti in occasione, Presidente della Gerazzi, in occasione dell'inaugurazione della nuova clinica odontoiatrica del Policlinico Umberto I, ribadendo che sul rispetto dell'articolo 32 della Carta non si può transigere. In realtà nella Regione Lazio non assistiamo a scelte risolutive per quanto attiene ai problemi più scontati, liste di attesa, sovraffollamento, pronto soccorso, taglio di stipendi costi letto, soppressione dei servizi, inadeguatezza delle strutture, precariato, eccessivo ricorso alla esternalizzazione dei servizi, alle consulenze, eccessiva burocratizzazione dei processi che non continuano a pudore con la lista delle istituzioni. Di fatto ci troviamo di fronte a una svolta continuare e mantenere in vita un sistema ormai antropoco e trovare altre strade. Ecco perché siamo qui, perché vogliamo avere idee per proporre delle strade diverse per garantire meglio ai cittadini questo tipo di servizio. Le percentuali dimostrano che alla sanità si chiede un contributo rilevante al risanamento della finanza pubblica. Basterebbe razionalizzare, rivedere i metodi, i sistemi, rimuovere alcune situazioni che vanno avanti da anni e che sono soprattutto negli ospedali provinciali, della provincia, delle province. Ogni comune ha ancora un ospedale, uno appresso all'altro, sono fotocopie l'uno dell'altro. Queste cose vanno riviste, vanno riorganizzate e forse si può anche, non andare a tagli. I dati previsti sono circa 7 anni e cosa ancora più rilevante inferiore allo 0,6 della crescita reale del 2013 e 2014. Con tali dati della sanità pubblica si configura una recessione in termini reali di dimensioni tutt'altro che banali. In pratica il funzionamento pubblico della sanità, congelato al 6,7 del PIL, da alcuni anni si ridurrebbe con tali previsioni giungendo a 6,3 alla fine del 2014. Affinché l'impatto sulle famiglie sia giusto, la spesa sanitaria si dovrebbe ridurre su una somma di circa 10 miliardi di euro, da cui alla fine dell'anno, ovvero oltre il 6% circa di tutta la spesa sanitaria pubblica e privata. Si pensi che 10 miliardi di euro di finanziamento deve sommarsi anche l'introduzione dei cosiddetti costi standard, che dovrebbero assicurare 4-5 miliardi di risparmio, specie le regioni del centro-sud soggetti ai piani dei rientri, come anche il Lazio. Non voglio approfondire dalle cifre e insistere ancora sugli aspetti economici. Di fatto e di fronte a tutti la sfida a cui siamo di fatto è di fronte a tutti la sfida di cui a questo punto quella sfida con la quale dobbiamo fare conto, la sfida che abbiamo fatto. Le forze politiche, ed eccoci qui per questo, devono fare una profonda riflessione su tali aspetti. Se si pensa ad esempio che il ministro Padoa-Schioppa a chiarire sul libro verde sulla spesa pubblica del 2007 che il taglio dei costi letto non porta benefici economici a breve scadenza, si capisce a quali fraintendimenti si incontro puntando tutto sul modello economicista. Bisogna fare un passo indietro nella corsa all'automatismo e ai tagli lineari a tutti i costi e ripartire da un punto che la sostenibilità del sistema non può essere raggiunta a scapito dei diritti. Io mi chiedo scusa di questa lunga introduzione, adesso lascio la parola a Silvana Fiore che ha voluto fortemente questo
questo incontro, questa riunione, e mi aspetto di poter recepire risposte per fare risposte, idee, proposte per poter essere protagonisti di un progetto diverso e nuovo per quanto riguarda la sanità pubblica. Grazie.